Devo dire che non è la prima volta che l'Udinese e che la proprietà dell'Udinese riceve delle proposte per la vendita del club e Giampaolo Pozzo e la famiglia Pozzo sono sempre molto attenti nel verificare e nel cercare di assicurare, laddove ci sono delle proposte, che queste possano portare a un reale miglioramento di quella che è la situazione del club, a una crescita ancora più grande di quella che è stata fatta, importante negli ultimi anni. Come tutte le trattative ci sono delle fasi di picco e altre fasi un po' più tranquille. In questo momento il pensiero alla trattativa della vendita del club non è la nostra priorità in questo momento è la programmazione della prossima stagione. Abbiamo lavorato con la stessa forza e con la stessa operatività e con la stessa professionalità fino ad oggi, tutti hanno risposto ai massimi termini, quindi io sono molto soddisfatto di questo tipo di comportamento da parte di tutti i dipendenti dell'Udinese Calcio. Prevedere quello che succederà è impossibile, In questo momento secondo me la famiglia Pozzo è saldamente sulla tolda di comando e quindi non ci sono problematiche di nessun tipo. Passeremo un'annata di soddisfazione con loro alla guida dell'Udinese. Che la famiglia Pozzo ama l'Udinese, quindi anche se avesse deciso di cedere la società, lo so che l'avrebbe fatto comunque con un'ottica di tutela e di valorizzazione della società. E di questo non ho la certezza, perché altrimenti una famiglia non avrebbe tenuto in piedi comunque un onere così importante per così tanti anni. Quindi io veramente faccio e mi fido ciecamente anche del presidente Pozzo, che è una persona di grande intelligenza, di grande capacità e che ha voluto investire nel territorio e nello sport del territorio, e non è scontato, perché basti vedere cosa avviene in altre parti d'Italia, anche della regione, devo dire, non si trovano facilmente famiglie che credono nel territorio e nello sport del territorio, e noi dobbiamo ringraziare l'Udinese Calcio, perché in questi anni quante volte siamo andati in giro per il mondo e magari non sapevamo della Friuli Venezia Giulia, ma c'era l'Udinese.